In questo episodio di Far Cry 4 affronteremo un sacco di robe, esplorazioni e Sabal e Amita che continuano a litigare, quindi dovremo fare delle scelte, ci porterà a fare avamposti in modo furtivo, ma soprattutto troveremo un elefante e faremo una mezza strage con questo carro armato naturale. Signori, bentornati in questo nuovo episodio con Far Cry 4. Nello scorso episodio abbiamo fatto delle missioni per Sabal che ci hanno fatto conoscere Longenius, non mi ricordo come si chiama, comunque tipo un profeta psicopatico, insomma, che venera le armi in un certo senso. Abbiamo liberato questo avamposto qui, dove sto saccheggiando qua degli uomini del Sentiero d'Oro. Tra l'altro ho comprato questo nuovo arco che può finalmente mettere un mirino e quindi ci verrà più facile calcolare, diciamo, le nostre uccisioni. In base alla distanza possiamo mirare, insomma, lì fino a 50 metri possiamo mirare dritti, mentre poi dai 100 metri dobbiamo alzare. Quindi vediamo, facciamo un po' un tentativo, proviamo a prendere quel porco, quindi dovremo mirare tipo così in teoria. Vabbè, sarà tipo lì. No. Allora 50 metri non ci sono, quindi posso mirare dritto. Aspetta, tra l'altro a noi il porco serviva, raga. Perfetto, signori, spogliamo questi porci. Oh, perfetto così. E se adesso andiamo su Fai da te, infatti possiamo creare il nuovo zaino. Si gode, pesce tigre addirittura. Mamma mia. Allora, signori, intanto per questo episodio vi chiedo di lasciare un grandissimo mi piace di supporto. Dopodiché diamo un'occhiata a questo avamposto che abbiamo liberato nello scorso episodio. Abbiamo diverse cose da fare, tipo qui c'è un segnale che non mi ricordo cos'è, interagisci, forse missioni secondarie potrebbero essere. C'è l'icona del simbolo del sentiero. No! Sei solo una spacciatrice! Se fossi in te non entrerei lì dentro. Mamma mia, già che mi avvisi Cosa stanno così. discutendo? I soldati di Pagan Min stanno per attaccare uno dei campi. Per Amita la priorità sono le informazioni recuperate dai guerriglieri. Sabal pensa che siano più importanti le persone. Avete commesso Da quant'è dei che vanno crimini avanti? contro gli dei Abbastanza. La discussione è sempre la stessa, le loro idee non cambiano. Che razza di uomo sei? Senti, io non voglio disturbarti, ma sei Ajay Gal, vero? Grazie per il tuo aiuto. Lo apprezziamo davvero tutti. Va bene, signorina, dai, se ne commesso dei vede. crimini Sono in debito contro con gli il dei Sentiero stessi. d'Oro per avermi salvato, ma in realtà sono qui solo per spargere le ceneri di mia madre. Forse. Ma ora hai visto cosa ha fatto Pagan al paese. Sei il figlio di Mohan Gal. Che ti piaccia o no, hai un dovere verso il Kirat. E quindi le tue scelte hanno un peso. Ma che a me che cazzo Ci me ne serve frega di quello che ha qualcuno fatto mio rompa padre? questo stallo tra Amita e Sabal. Perché ti incazzi? Ricordalo quando sarai lì dentro. Oh, Madonna, comunque tra Bello, informazioni così aggiorni di che razza di uomo sei. e uomini, Sabal è più per la patria, lei è più per Parla gli di obiettivi. O agiamo la gente muore. Si parla di guerra. Abbiamo bisogno di quei dati. Stiamo parlando di soldati da usare. Ricordi che hai detto di Darpan? E se anche dovessi scegliere tra Darpan e i dati, io sceglierei i dati. Certo. Non è semplice, però voglio dire, è anche un po' un pezzo di merda, eh. Niente, se ne vanno così. Presumo che qui adesso siamo, ecco, di fronte a una scelta, vedete? Parla con entrambi i capi e scegli chi appoggiare. Saranno stabiliti inoltre nuovi obiettivi nelle missioni future in base a chi appoggeremo. Mamma mia, raga, e qui io devo andare un pochino per quello che farei io. Io se dovessi scegliere fra delle informazioni o comunque le vite delle persone, cioè, raga, dai, mettetevi nei panni di quelle persone, no? Penso sia più importante. Dai, io vado con Sabal, raga. Posso aiutare? Attaccheranno uno dei nostri campi. Non so quando, ma sarà un delirio. Devo inviare tutti i rinforzi possibili. Quindi se vuoi aiutare, vai là, fratello. Bene, così di poche parole, ma direi di farlo, raga, direi di farlo. Grido ribelle, sì, accettiamo questa, raga, io preferisco aiutare le persone, Poi qui mi dice che c'è qualcosa, ma non ho capito cosa. Si può entrare in qualche modo in questa casa? Ah sì. C'è un segnalino, non so che cos'è. Ciao, Ajay.
Salvataggio ostaggi. Ah, queste sono missioni secondarie. Ok, qua c'è il nostro armadietto e il letto, va bene. Allora, entriamo qua in questa auto, che tra l'altro non è l'auto del Sentiero d'Oro, è una macchina di banditi fatta a caso. Porca miseria, ma come si... Io non so come si stacca la radio, raga, vi dico la verità. Comunque, apriamo la mappa, vediamo dov'è questa missione. Allora, la missione è... Porca miseria, la missione è in questa zona qui, quindi conviene andarci a fare la torre e poi andare a fare la missione. Almeno sblocchiamo la mappa. Ma porca di quella puttana, l'unica macchina che avevo. Comunque raga, io non so se voi condividete questa cosa. L'abbiamo fatto con Daylight 1, serie che trovate sul canale, quello di portarla senza webcam. E onestamente raga, a me piace molto l'idea di farli senza cam, queste serie. Tra l'altro guardate qui, c'è un cazzo di rinoceronte. L'ultima volta ci siamo morti male. Io non vorrei rischiare, ma da una parte la situazione mi tenta. Potremmo sfruttare gli alberi, però ho paura di morirci male. E invece guardate qua, vedete che qui ci sono delle scimmie. Se riusciamo a prenderne una con l'arco, tipo così, prendiamo il doppio della pelle, una ce l'abbiamo e magari con le scimmie possiamo craftare qualcosa. Esattamente. Cosa possiamo fare? Il portafogli. Perfetto. Vedete che andare a caccia funziona sempre. Ok, ho trovato una macchina, signori, mamma mia, meno male. Allora, tra l'altro non abbiamo ancora sfruttato, diciamo, le siringhe per creare qualcosa. E adesso che abbiamo il nostro veicolozzo, io direi di ridirigerci direttamente in questa missione, dove dobbiamo salvare delle vite. Il nostro Sabal ci tiene. Un girocottero, questo veicolo l'hanno introdotto con Far Cry 4. Infatti poi su Far Cry 5, che sono presenti comunque gli elicotteri e via dicendo, tutto è nato da qui, da questo Far Cry. Diciamo, questo è stato il primo Far Cry dove è stato possibile esplorare la mappa volando. E questo è l'unico veicolo che permetteva di volare. Fa un po' cagare, però è meglio di niente. Facciamo un cambio di programma, raga. Dato che abbiamo l'elicottero, se siamo abbastanza bravi, possiamo direttamente dropparci sopra la torre. Si intravede tra le montagne. Mamma mia, raga, che bellezza. Che bellezza questo gioco, che bellezza. Poi io che non ci gioco, raga, da tipo, non dico 11 anni perché non mi ricordo di averlo giocato all'uscita, però l'ho fatto forse qualche anno dopo. Almeno sono una decina d'anni, forse 9 anni. Aspetta, atterro qua. No, sì, calma. Oh mio Dio, raga, non so come, ma sono vivo. Adesso come al solito ci sbloccherà 3 luoghi, diciamo, di interesse, 3 punti di interesse, ma poi ovviamente nella mappa ce ne saranno anche molti di più. Vedete qua abbiamo una clinica dove le persone si accappano in una grotta. Abbiamo tipo un santuario bellissimo, sappiamo che si trovano i lupi là sopra, la pire di Banashur. E qua ci sono dei nemici che bruciano dei cadaveri. Ok, abbiamo sbloccato delle nuove attività e se tutto va bene possiamo risalire sul girocottero. Mamma mia signori, questo è stiloso. Questa ce la siamo fatta in modo stiloso, ci siamo evitati un sacco di madonne per fare così. Adesso qua si aprirà tutto il resto della mappa sbloccata. Questi sono tutti luoghi sconosciuti che possiamo andare a esplorare. Noi per adesso ci dirigiamo dritti per dritti verso il nostro obiettivo. Ovviamente cerchiamo di atterrare un po' prima, così proviamo a farci, se mai dovesse essere un avamposto con degli ostaggi, dobbiamo cercare di farlo furtivo. Siamo comunque molto vicini, io direi di atterrare se riusciamo. Guardate, c'è l'ombra del girocottero ma non c'è l'ombra del nostro protagonista. Oddio. Oh cazzo, mi hanno visto, raga. Tiro una granata. Ma io, porca miseria. Cos'è? Senza un minimo di rispetto. Che cazzo ha detto? Oddio, sparati un kit, sparati un kit. Adesso provo a saccheggiare qua il tutto, raga, così almeno raccogliamo munizioni. Allora, il posto è questo, Campo del Sentiero d'Oro. Ci troviamo a 1923 metri di altezza. Allora, fatemi controllare qua. Sono alleati. Offri il tuo aiuto ai ribelli. Ah, devo parlare con i ribelli, ok. Ho le munizioni, si gode. Allora, con chi devo parlare? Con te, buon uomo? Che piacere. Madonna, vederti. le mine. Siamo pronti per quei bastardi. Prendi le mine e mettiti alla torretta. Oddio, queste persone domano gli animali selvaggi. Aspetta, piazziamo un paio di mine. Intanto non si sa mai, ne metto una qua e una lì, non si sa mai. La torretta qual è questa? Mi metto qui, Muoviti, Guarda, est o ovest, decidetevi. Qua non ci capisco un cazzo. Uno che dice est, uno che dice ovest. Nemico avvistato!
Ma nemico avvistato dove? Da dietro? Eh sì, da dietro, lì. Madonna, ma queste torrette sono OP. Oh mio Dio. Ok, era un altro. Ah no, quello del sentiero d'oro, perfetto. Oddio, guarda uno dov'è. Perfetto. Ce ne sono altri, ma non li vedo. Ah, ecco, uno è lì. Oddio, è vivo. Aia. Perfetto. Io mi curerei. Porca miseria, ce n'è uno qui. Ah, perfetto, abbiamo finito. C'era l'ultimo, meno male. Sabal, il campo è salvo. Ok, fratello. Vai all'altro campo e vedi cosa puoi fare. Vabbè, io mi lutto qua, raga, e poi passo subito all'altro campo che è a 300 metri. Posso riprenderla questa mina? Ah, perfetto, l'ho ripresa. Vieni qua, Tigrop. Ah no, sono dei lupi, ok. Vabbè, dai, un lupo non fa mai male prendere, non si sa mai. È qui da qualche parte? No, sì, ma tua madre, non l'ho visto. Ma guarda, mimetizzatissimo. Oddio, quanto danno fa il veleno? Ci muoio? Ok, raga, qui c'è l'altro campo. Comunque dobbiamo sfruttarle troppo queste siringhe. Appena c'è un altro serpente che non lo vedo, io nemmeno ci vado. Sento un orso. Allora, raga, dove c'è un orso le cose non sono mai positive. E non so se qua conviene andare qua. Dobbiamo andarci un po' pesante, raga. Non mi ha visto, va bene? È uno solo? Uno è lì. Oh mio Dio, guarda questo. Perfetto. Ce n'è un altro lì. Può nascondere un'orma, ma non il proprio. Perfetto. Mamma mia, raga, stiamo facendo le cose furtivissimamente. Guardalo lì. Ce n'è un altro. Questo è da solo. Allora, osserviamo bene la situazione. Ok, l'orso è in gabbia, raga, è lì. Ce n'è uno qui. Questo possiamo abbatterlo. In teoria lo luttiamo perché abbiamo l'abilità. Questo possiamo farlo fuori così. Questo lo freddiamo. Non so se li abbiamo. Ok. Perfetto. Mamma mia. Mamma mia, signore, li abbiamo fatti tutti. Si gode. Sabal, è fatta. Ma quello che voleva Amita non c'è. Non importa, fratello. Hai salvato delle vite, ne ero sicuro. Hai il sangue di Mohan. Sì, sei un figlio di Kira. Mia, sono un figlio di Mohan, figlio di Kira, figlio di Bhutan. Belli i cacciatori, questi qui che vanno di arco, addestrano le bestie. Ci sta, ci sta. Allora, adesso questo orso, ragazzi, se riusciamo a ucciderlo, comunque otteniamo del... qua è pericoloso. Vabbè, io li sparo, ragazzi. Ok. Ok. Ok, a questo punto servirebbe un veicolo. Buon uomo. Oddio. L'ho freddato, l'ho freddato. Mamma mia, guarda come si incazza quelli del sentiero d'oro. Perfetto, li ho fatti, uomini. Munizioni, fucile d'assalto. Lottiamo tutto. Ok, aspetta che riparo sta No, vabbè, raga, non ci credo. Avete visto cosa è successo? Cazzo di rinoceronte ha colpito l'auto. Domatore di elefanti. Posso cavalcare gli elefanti. Subito. Subito. Non mi ricordavo ci volesse l'abilità. Sapevo che si poteva fare, ma non mi ricordavo dell'abilità. Ci riusciremo. Ci riusciremo. Vabbè, è veloce per essere grosso. Perché poi i rinoceronti, ragazzi, se non sbaglio fanno tipo 40 km/h di corsa. 3 tonnellate di animale. Bene, a questo punto, raga, mi dirigo verso l'avamposto. Vediamo cosa riesco a fare. Davanti a noi a 280 metri c'è il nostro avamposto. Tra l'altro qui, a differenza di Far Cry 3, tipo su Far Cry 3, vabbè, essendo che c'era il mare, c'erano gli squali. Qua invece, dato che nel Kirat ci sono soltanto fiumi e laghi, possiamo trovare il pesce tigre, che ovviamente sono super aggressivi, incazzati con la vita, e dobbiamo stare attenti. Fortunatamente, anzi, attraversando il fiume non ne ho beccati. Gettone mercenari, possiamo chiamare con V mercenari, che sarebbero quelli del sentiero d'oro che ci vanno a dare una mano. Ma siccome a noi le cose piace farle furtivamente, quindi è meglio non chiamarli. Vediamo se ce ne sono ancora. Nessuno mi ha visto, nessuno mi ha visto. Perfetto così. Oh, un altro è lì. Io proverei a salire perché vorrei capire se dentro c'è qualcuno. Stiamo facendo qua più furtivo che Oh, guarda, guarda, ce n'era uno. Perfetto. Pure questo è fatto. Oh, oh, oh. Lì ce n'è uno.
Bene. Oddio, questo dorme. Colpo alla faccia. Madonna, raga, mi sa che ce ne sono altre che dormono. Questo sarebbe comodo eliminarlo, mentre che ce l'abbiamo sotto mira. Mamma mia. Abbiamo evitato pure gli altri. Entriamo qui. Riprendiamo la freccia. Lo luttiamo. Allora, i due qui sono tutti un pochino troppo attaccati, il che potrebbe essere un problema. Abbiamo bisogno che un po' si separino. Magari tiriamo una pietra verso di lì. Tra l'altro qui sono tutti girati. Perfetto. Rimangono solo gli ultimi due lì. Cos'è stato? Ecco, questo mi sa che ha sentito un rumore, quindi verrà attirato e sale. Beh, se questo sale non è un problema, perché possiamo farlo direttamente con l'abbattimento. 1, 2. Perfetto, così. E lo facciamo così. A sto punto non so se c'è qualcuno al piano di sotto, spero di no. Quello sta saldando ed è girato, quindi questo può benissimamente morire. E questo dovrebbe essere l'ultimo, che l'ho mancato. Dai, non posso rovinarmi l'azione così, ma vaffanculo. Vi faccio vedere una cosa, raga. Ho sparato quelli. Se riesco mi prendo l'elefante. Dai, salva, porca di quella puttana. Faccio vedere quanto è forte. Guardate, guardate quanto è potente. Porca miseria, raga. Bellissimo l'elefante, raga. Poi da qui si sono ispirati secondo me anche su Far Cry Primal, perché poi hanno basato, diciamo, tutto il gioco sugli animali. Queste sono missioni secondarie, ovviamente noi ce ne fottiamo e andiamo direttamente a parlare con Sabal e seguire la missione principale a bordo del nostro carro armato naturale. E dai, raga, giocare a Far Cry 4 e non cavalcare un elefante equivale a non giocare a Far Cry 4. Sapete qual è una cosa che mi è sempre dispiaciuta di Far Cry? Che per esempio tipo su Far Cry 3 c'erano gli squali, no? Bellissimo. Io mi ricordo che su Far Cry 3 nella serie non l'abbiamo fatto. Forse c'è qualche scena all'interno della serie, però di norma mi ricordo che su Far Cry 3 quando ci giocavo io le prime volte comunque andavo sempre a caccia di squali, raga. Mi ricordo che l'avevo quasi platinato quel gioco praticamente. Mi sono trovato tutte le reliquie, le 120 reliquie, insomma veramente tanta roba. E andavo a caccia di squali, che poi è dispiaciuto, diciamo, non trovare gli squali su Far Cry 4. Seppur i pesci tigre, fighi quanto vuoi, però sarebbe stato figo. Ovviamente, raga, per questioni anche di location, no? Qui siamo in Kyrat, il mare non c'è, quindi aveva anche senso. E diciamo che ci sono tante cose che magari in alcuni Far Cry ci sono, in altri no. Ed è un peccato, secondo me, non averli aggiunti tutti in un Far Cry, no? Però ovviamente tante scelte sono state fatte in base all'ambiente dove vivi. Tipo Far Cry 5 è stato bellissimo perché ha introdotto molte armi da mischia, per esempio. Su Far Cry 5 c'erano le mazze, i badili, tutte quelle robe lì, nuove armi, c'erano più veicoli. Diciamo Far Cry 5 ha avuto il suo, era bellissimo il trattore su Far Cry 5, anche perché è ambientato in montana, quindi anche zone campagne americane, no? Tra l'altro Far Cry 5, signori, se vi piace lo portiamo pure. Vabbè, ma ovviamente lo porteremo sicuramente a prescindere, perché i Far Cry verranno tutti sul canale, raga. Già abbiamo il 6, abbiamo il 3, ora stiamo facendo il 4, poi ci mancherà ovviamente il 5, seguito da New Dawn, perché è un po' un continuo. Poi eventualmente porteremo Primal, che è quello per cui sono meno invogliato, diciamo, a fare, perché è quello che mi è piaciuto meno, senza ombra di dubbio, Primal. Però magari portandolo sul canale, rigiocandolo per la seconda volta, magari riuscirei ad apprezzare anche quello. Oh, macchina, ci pensiamo noi. Guarda. Porca miseria. Perfetto, proseguiamo il nostro piano. Oddio, c'è un rinoceronte, raga. Elefante contro rinoceronte, ci proviamo. Vieni qua, strozzo. Guarda, scappa. No, questa la voglio vedere. Tra l'altro, mentre proviamo a colpirlo con la freccia, mamma mia, se scappa. Veloce. Porca miseria, una battaglia incredibile. Il problema è che questo elefante giustamente scappa. Ok, l'ho preso. E muore. E morirà prima o poi. Porca miseria, questo elefante distrugge tutto. Oh, ma purtroppo, raga, non sarà pelle
Noteremo il doppio della pelle. Va bene, nel frattempo, raga, mi metto in marcia verso Sabal. Sabal, Il campione ritorna. Difendere quel campo ha salvato molte vite. mi avete messo in una brutta posizione. Amita li avrebbe lasciati morire. Per cosa? Per dei dati che forse non ci servono? La scelta giusta era ovvia, fratello. L'avrebbe fatto anche tuo padre. Questo è il Sentiero d'Oro, la direzione che seguivamo prima che morisse Mohan. È per questo che lotto. Conoscevo tuo padre e rispettavo i suoi ideali. E quale sarebbe il ruolo di Amita? Io le riconosco il merito, ma non puoi avere due capi. Non se vuoi combinare qualcosa. Me l'ha detto tuo padre. Secondo me lui usa nostro padre un pochino troppo, però, eh. Capisci cosa lo muoveva? Che cosa muove noi? Vai al monastero. Nel frattempo loro mi sa che stanno prendendo a pugni in bocca il buon uomo di Pagan. Allora, prendiamo delle munizioni che ci servono sicuramente. Ora che abbiamo potenziato le borse, abbiamo, diciamo, più spazio. Abbiamo 4 punti abilità. Allora, qui accordo commerciale, non me ne frega. Abbattimento senza tracce. Ah, posso afferrare e spostare il corpo direttamente, non sarebbe male. O posso ricaricare durante gli scatti tutta la vita. F sotto. Ah, abbattimento da sotto e da sopra. Questi ci aiuteranno per le sezioni furtive, raga, quindi lo facciamo. Allora, dobbiamo andare lì. Minchia, 1000 metri, vabbè, però sempre più lontano. Di passaggio abbiamo un'antenna, mi sa che ci tocca farcela, raga. Ok, raga, siamo arrivati in cima. Poi è tutto crollato, guardate la campana. Bene, liberiamo quest'altra antenna, così ci sblocchiamo la mappa. Bene, anche questo l'abbiamo fatto. Gratis nei punti di scambio abbiamo trovato un'arma. Nuove attività nel mondo. Vabbè, ci ha sbloccato un sacco di roba. Noi dobbiamo andare qui. La Saballa com'è contento che non stiamo facendo tutto il lavoro che loro non hanno fatto in chissà quanti anni di guerra. Ah, monastero di Chaljam. Ok, io pensavo che c'erano dei nemici, invece no. Ma tu non eri il buon uomo che hanno freddato a Banapur? Questo che cazzo prega? Un masso praticamente. Ok, qua c'è il sentiero d'oro. Ok, quindi questa qui è una cosa del sentiero. Tu sei uguale a quello di prima. Di rivederti. Ma quando mai ci siamo visti? Allora è vero che è lui, vedi, si moltiplica. Si moltiplica. Mamma mia, chi siete voi? Ah, il figlio del grande Mohan. Sabal dice che sei pronto ad apprendere ciò che ispirò tuo padre. Cos'è? Si drogava mio padre? Oddio, già sta cosa un po' mi preoccupa. Mio padre si drogava. Ok, stiamo facendo una sorta di cerimonia. Abbiamo acceso la candela. Madonna, ecco. Era questo quello che faceva mio padre. Ok, mettiamo un incenso. L'incenso rappresenta la mortalità. L'incenso e la mortalità. L'incenso, va bene. Ajay, Basta, non vedi che qua stiamo facendo delle cose. Ma una vita dove l'ordine viene consumata. Giriamo la preghiera Aggiungi la polvere. e mettiamo la polvere qua. Poi Vabbè. li raccogliamo sulle ruote da preghiera per liberarci dai pensieri impuri. Gira la ruota. Sì, l'ho già fatto. Che cazzo ti chiami? Mamma mia, però che belli questi luoghi, eh. Porca miseria. Sabal No. parla molto bene di te. Ha chiesto che tu potessi assistere. Yalang, il grande sacrificio. demone di tutte le persone. Fa false promesse e brucia la speranza. La capra muore per tenere Yalang assopito e soddisfatto. Yalang, il demone, forse tipo per non scaturire il male, fanno questi sacrifici. Dai, poverina però. Ma io qua ho visto che avete scannato una capra. Siete malati da una parte, cioè, voglio dire. Ok, le tradizioni, ok, tutto. Ma a questo punto cos'è? Me ne vado? Ma buona fortuna un cazzo, ma voi siete da manicomio. Difendi il monastero? Oh cazzo. Merda. Stanno attaccando tutti. Mamma mia, trasportiamo molti più colpi. E comunque sia un mirino del cazzo st'arma, raga. E mi sa che
Sarebbe stato comodo metterli il mirino reflex. Abbiamo protetto qua. Alle porte! Dio, guarda. 68 colpi adesso. Porca miseria, qua c'è altra gente. Attaccano le statue sacre! In faccia. Ah, così li ho fatti, senza un minimo di rispetto, raga. Bene. Saltare le porte! Oh, dammi il tempo però, e sono uno io. No, ho sbagliato, la granata. Vabbè, vado alla strage. No, sono un coglione. Ma dai, raga, ma si può morire così? Ho fatto saltare tutto. Siamo riusciti a sopravvivere all'attacco degli uomini di Pagan Mine. Tra l'altro qua abbiamo guadagnato granate, mine, cioè il mondo, cioè qua di roba. Tipo nei nuovi Far Cry, raga, hanno tolto l'animazione di lottare e scuoiare per una questione di velocizzare il gameplay. Io avrei fatto un'animazione molto più rapida anziché rimuoverla, perché comunque l'idea di fare queste animazioni mi è sempre saputo di realistico e quindi ci sta secondo me, anziché passi sopra, ok, che è più semplice. Poi, ecco vabbè, cosa succede quando la gente abbandona la religione. è un Aggiai, po' indifferente poteva però. andare molto peggio. Vabbè, di nulla, Grazie. vi ho aiutati. Uno scambio culturale, missione completata. Abbiamo capito, diciamo, la cultura di queste persone. Non la condivido, ma d'altronde ognuno fa, insomma, il cazzo che vuole. L'esercito ha attaccato il monastero, ma l'ho respinto. Grazie a Kira eri lì, fratello. È un No, non è luogo grazie a simbolico Kira, è per il grazie alla nostro macchina popolo. con cui sono arrivato. Ha bisogno di stabilità. Tuo padre l'aveva capito. Gli avrebbero fatto comodo più uomini come te. Grande. Signori, che dire, io dopo queste missioni bellissime che abbiamo fatto direi di poterci salutare qui per questo terzo episodio di Far Cry 4 e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non siete iscritti per supportarmi e supportare la serie, il canale, insomma è tutto, perché queste vecchie perle, raga, si vedono solo sul mio canale. Alla prossima.